destra, sinistra, destra, le lucine di Natale! Si alza il V7, si alza! Che hanno fatto loro questa cosa e noi stiamo facendo quest'altra cosa. Come si fanno le rotonde a Napoli? Non lo sappiamo, stiamo imparando tutti quanti, guarda. Poi ci sono 42 gradi ed è andato il caldo in testa un po' a tutti, quindi sono tutti rincoglioniti, capito? Mi state ammazzando! C'ho il video! 1 levi lo stop, 2 apri lo specchietto, per te lo dico, se no ammazzi qualcuno! Ciao ciao sto cazzo! Prima rischiano di ammazzarti e poi mi prendono per il culo. E ragazzi, anche stamattina siamo in compagnia dell'RS 660 Estrema di Area 101. Anche se stiamo andando a prendere un altro mezzo super divertente, dato che in tantissimi, ragazzi, veramente in tantissimi avete chiesto di riuscire ad impennare il V7, oggi sto andando a prendere il V7 proprio per mettermi e riuscire ad impennarlo. Mi avete spiegato in tantissimi come si staccano i controlli e quindi tranquilli che sicuramente riuscirò a fare qualche pinna importante, speriamo. Madonna, quanto resta impostata bene! Qua le ruote sono proprio fredde e la strada è molto liscia. Teniamo la moto dritta e usciamo noi col corpo. Madonna, è bellissimo, ragazzi! La carenata è bella, ragazzi, per le curve la carenata è bella. Anche per farsi qualche pinnatella, dai. Ragazzi, lo so che mi state vedendo senza giacca, lo so che non ho scusanti, non ho giustificazioni, ma ieri sono stato tutto il tempo, ed era pomeriggio, con la giacca di pelle, stavo veramente rischiando di svenire diverse volte perché ero una zuppa di sudore. Il mio giubbino della Dainese è imploso per una caduta del cazzo a 80 km/h, non ci posso fare nulla. Ragazzi, ma quanto è bello sto scarico! Suona da Dio, veramente. E c'ha pure il DB killer, cioè catalizzato, bellissimo. Senza ABS comunque, cioè ragazzi, la moto cambia completamente il modo di frenare. Potete dire quello che volete, l'ABS sicuramente serve, ma senza è tutta un'altra frenata. Anche quando si stacca sulla 09, cioè è tutta un'altra storia. Agisce il freno in maniera proprio diversa. Sì, è normale, lo devi regolare tu perché sennò si blocca, però se pinzi bene, pinza bene. E come al solito 2 ore di tangenziale per colpa dei caselli che si bloccano. Comunque mi piace proprio un casino, ragazzi. RS è proprio tanta roba. One eternity later. Oh, gli specchietti originali sono belli, ma non si riesce a capire nulla perché vibrano un casino. Cioè sono meglio i miei piccolini non omologati. Oh, guarda, guarda sto specchietto, oh. Colpa dello specchietto, se no ci passi una bellezza. E ragazzi, siamo dal buon vecchio. Oh, ma cos'è? Una flotta di Piaggio Just One. Divertente, ragazzi, non so se è già uscito il video sul canale, però l'ho provato, molto divertente. Vedete, qua ce ne sono quante ne volete di moto, ragazzi. Hanno anche un MT-09 usata, non so se voi. Giustamente si vede entrare questo col casco e dicono ma questo è scemo. Vedete, cioè, guardate quanti ne sono arrivati stamattina. Scaricano mezzi a propulsione. Rise together, back to the moon and beyond. Ho abbandonato l'Estrema e ho preso lei. Controlli già disattivati e vediamo se si impennerà questa cosa. Davide ha detto che non ci riuscirò. Io sono molto curioso. Ah, la freccia è per gli zebedei, giusto? Col telefono, vai, tranquillo. È talmente nuova che secondo me il freno non ha nemmeno fatto minimamente la faccia, perché non frena. È proprio nuova questa moto. Secondo me non si impenna. Metto in prima e la sfeziono. Voglio, si impenna, ragazzi, si impenna! Si impenna! Ha detto che non si impennava, no, ma com'è possibile che non si impennava? Ma questa secondo me si impenna anche di seconda senza i controlli. Vediamo come si lancia in curva qui, che questa è una curva da ginocchio. Vado per la città, ragazzi, è comodissima. Sei su un divano e non senti un fosso. Davide, avevi detto che non si impennava. Ho i miei dubbi, Davide. Tu non mi devi sfidare, non mi devi sfidare. Questa sarà difficile cambiargli la marcia, ragazzi, perché è molto macchinosa, cioè sei seduto molto comodo, non lo so. E il cambio di marcia guidandola la sento facile e veloce. E il cambio di marcia magari l'impennata, non lo so. Però di prima si alza. Stacco di frizione tranquillo, nemmeno sfrizionarla tanto, semplice stacco di frizione.
È imbrogliato, non è giusto. Nessuno che sa fare le gare, ragazzi, qua a Napoli. Cioè, il semaforo è bello proprio perché poi parti e magari vedi la impinni anche. Qua. Oh! Allora dobbiamo sfruttare qualche dislivello di seconda, poi non ero nemmeno in prima, quindi anche di seconda ci si può giocare un po'. I mezzi in tripla fila, giustamente è tutto paralizzato, si blocca tutto perché stanno mezzi di qua, mezzi di là. Quindi ora attenzione. C'è qualcuno? No, controllate sempre dietro i pullman perché ci può essere sempre qualcuno che attraversa. Qua inserirsi senza freccia va di moda. Eppure gialla, cioè cazzarola, mi vedo, sembra un canarino. E poi ragazzi, a me sto giallo piace tantissimo. Oh, gli amici rispetteranno il rosso? No, non l'hanno rispettato. Bravi. Ciao amici. Oh, guarda come è attraversato. Qua veramente devi avere 10.000 occhi aperti nel corso di Secondigliano. È veramente impossibile guidare tranquillo. Attenzione caro, ci sono anch'io qui. Vabbè, ti sorpasso. Vecchieratina al telefono, giustamente. Scusi, mica può spostare la macchina leggermente un po' più dietro? Massimo! Vabbè, lasciate, vado a chiamare io, non mi preoccupare. B7? Sì. 700. Biciline, bene, molto divertente. Per la città è molto comoda perché poi in che senso? Se puoi dare un po'? No, se puoi dare da. Però naturalmente non è uno stile di moto che ti compri per correre come un pazzo. 60 ce ne 70, dico. Sì, tranquillamente. No, anche 190. Il manicomio! Guardalo, gira all'improvviso. Le frecce sono degli indiani. È un optional sconosciuto nella macchina. E poi c'è chi le mette e non le usa e le lascia così per lo sfizio di averle. Sì, lui l'ha messa ma perché gli piace, perché come le lucine di Natale. È bello mettere anche io le frecce, dai allora. Mettiamo tutte e due la freccia a destra. Io la metto poi di nuovo a sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra. Le lucine di Natale! Ciao fratelli! Vieni direttamente addosso, che dici? Ci sono gli amici Pulotti, ma io ho il V7 tutto omologato e sono tranquillo. Sono tutto omologato, zio. Non potete farmi nulla. Mi ha visto nello specchietto, penso che si stia spostando per farmi superare. No, infatti. Che hanno fatto loro questa cosa e noi stiamo facendo quest'altra cosa. Come si fanno le rotonde a Napoli? Non lo sappiamo, stiamo imparando tutti quanti, guarda. Bellissimo ragazzi, è comodissimo. È agilissimo nel traffico ragazzi. Guarda questo sei un sei un mi state ammazzando. C'ho il video, mi state ammazzando. Apri lo specchietto! 1, avevi lo stop, 2, apri lo specchietto, per te lo dico, se no ammazzi qualcuno! Coglione! Ciao sto cioè vuole avere pure ragione, capito? Specchietto chiuso, non si è fermato allo stop, sta da solo, in tangenziale! Boh! Ma questi veramente fanno! Ciao! Ma che rabbia, veramente, poi dici come fai? Perché ti arrabbi? Ma è normale che ti viene rabbia, perché prova pure a prenderti per il culo, prima rischiano di ammazzarti e poi mi prendono per il culo. Madonna mia! Ma sono stato io lucido ragazzi nell'allargarmi e fortunatamente non avevo nessuno sulla destra, ma è stato un momento frena, allargati. Cioè se ci fosse stato qualcuno lì che non era pronto magari come me, questo con la freccia a destra mi gira avanti, vai! Madonna mia, ma che merda è guidare qua? Col telefono giustamente. Al telefono mi guarda pure e ride. No, comunque veramente se ci fosse stato un ragazzo che non era pronto come me ragazzi, lì finivi nella macchina diretto, in fase di accelerazione, in discesa. La macchina si è buttata completamente a tagliare la strada. È diventato un cosa vuol dire guidare a Napoli all'improvviso. Non è più un impenno il V7. Che capata quando slitta in curva. Però mo
ha slittato l'anteriore, così non è tanto divertente con l'anteriore. Io poi dico, devo andare piano, sono andato piano tutta la giornata, abbiamo fatto cazzate, cioè stiamo andando a un passo cittadino, sono la maglietta a mezze maniche come se fossi su uno scooter, ho lo stivale, ho il jeans, perché ormai il jeans ragazzi lo metterò sempre in moto, non mi voglio ustionare più come mi sono ustionato l'ultima volta, anche se poi sembra un coglione perché poi c'ho la maglietta a mezze maniche e dici ma come? C'è la maglietta a mezze maniche, questo è l'ultimo segno. Dici ma come poi? C'hai la maglietta a mezze maniche? Sì, perché si muore dal caldo e l'intenzione era quella di andare piano, non è quella di fare incidenti. Poi ti ritrovi macchine del genere, ti trovi in una situazione simile, e ti grattugi tutto. Dovrò spendere altri 300 euro, ma un altro giubbino estivo me lo devo andare a prendere assolutamente ragazzi, perché non si può stare senza protezioni. Poi ci sono 42 gradi ed è andato il caldo in testa un po' a tutti, quindi sono tutti rincoglioniti, capito? Poi acchiappi pure i vecchi che si rincoglioniscono ancora di più con il caldo, che non gli levano le patenti, poi siamo noi i pericoli, capito? Quello specchietti chiusi che stava da solo, lui può fare quello che vuole perché è da solo per strada, mica aveva uno stop, mica doveva dare la precedenza a un inserimento in autostrada, cioè cazzarola. Quanto carina! Hai visto? Bellina proprio, gialla, pure tu sei senza giubbine, bocchino, pure io non me No, piccolì, io questo ho detto in video, mo proprio mi stavano alzando in aria in tangenziale, di nuovo. Cazzarola, mi interessa avevo altri 300 euro, mi vado a comprare il giubbino, mo. Metterò sempre jeans e giubbino, mo fa caldo e per strada la gente è veramente rincoglionita. Questo vecchio poi voleva pure, mi salutava poi, mi ha salutato dopo che mi stava prima ammazzando, mi ha fatto salire una rabbia in corpo, lo sarei mangiato vivo. No, comunque questa moto è comodissima. È comatissima, Mi sento proprio di me sul motorino. Però c'ha pure potenza, lo sai? Devi provare ad impennarla con me. Dai, piano però. Piano piano. In prima la devi alzare questa, così va. Però vabbè, in discesa è molto pesante, se non mi accompagni col corpo dietro è molto difficile alzarlo. Non ti porta a correre una moto del genere. Ah, poi un'altra cosa, io con tutto col jeans devo dire la verità, sta moto non riscalda proprio. Guarda quanto siamo bellini, guarda. Pure scappante devo dire. No, anzi, eppure nel traffico è comodissima. La proviamo ad alzare ietta in doppio? Proviamo, il vialone è libero, siamo da soli. Hai visto mo come si alza? Dai, ancora. Aspetta, piano. Ragazzi, si alza un casino! Tutto è trovare il giusto equilibrio. Si alza il V7, si alza! Veramente affermo, saltella proprio. Anche se è bella lunga, si alza comunque, volevate sapere se si alza? Si alza ragazzi, si impenna tutto. I 3 kg di massa che ho messo. Per questo allora si impenna.